Blitz all'alba della Guardia di Finanza di Catania, oltre 130 uomini hanno eseguito in Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia e Veneto, in collaborazione con i finanzieri del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata, SCI, con il supporto dei comandi provinciali di Milano, Monza, Napoli, Roma, Varese e Verona, un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e patrimoniali emessa dal Tribunale etneo nei confronti di 31 indagati. 2 sono finiti in carcere, uno degli arresti domiciliari. Si tratta di 2 imprenditori legati al clan Scalisi di Adrano e un soggetto ritenuto prestannome. Nell'operazione denominata Replay, i reati contestati sono omesso versamento dell'IVA, bancarotta, trasferimento fraudolento di valore e riciclaggio. Il giudice ha disposto inoltre il sequestro nei confronti degli indagati delle quote sociali di 25 imprese, oltre a beni e disponibilità per 86 milioni di euro. L'indagine trae dallo sviluppo dall'operazione Follow the Money, che ha riguardato alcuni degli attuali indagati, tra cui 2 imprenditori ritenuti contigui al clan Scalisi di Adrano, articolazione della famiglia mafiosa Laudani. Nel nuovo filone investigativo sono stati approfonditi i rapporti commerciali, i flussi finanziari all'interno della rete di 25 imprese che facevano capo a questi 2 imprenditori. Sono state ricostruite le cause che hanno portato al gravissimo dissesto economico di una delle principali società gestite dagli stessi con sede a Catania. È una società attiva nella commercializzazione del carburante e formalmente amministrata da un soggetto di comodo, dichiarata fallita nel Tribunale di Catania nel lontano 21. Le indagini sulla società fallita hanno evidenziato ripetute violazioni alle norme tributarie legate all'omesso versamento dell'IVA per circa 10 milioni di euro nel 2019, estimate nel complesso agli anni 19-20 in 50 milioni di euro. Inoltre i 2 imprenditori, con il concorso di soggetti prestannome a capo di 6 diverse società riconducibili tra loro, avrebbero operato ingiustificati prelievi in contante e bonifici in favore di compagnie societarie, drenando liquidità per circa 27 milioni di euro in un arco temporale di poco più di 3 anni.